Una notizia bomba è arrivata questa sera alle orecchie dei tifosi del Napoli, e preparatevi. Perché quello che stiamo per rivelare farà emozionare tutti coloro che amano il nostro club. Come sempre, siamo qui per portarvi gli aggiornamenti più scottanti e rilevanti sul Napoli. Per tenervi aggiornati su tutto ciò che accade dietro le quinte. Prima di tuffarci in queste fantastiche informazioni, cogliete l'occasione per lasciare il vostro like e iscrivervi al canale. In questo modo, sarete sicuri di non perdere nessuna notizia sulla nostra squadra. Ora passiamo agli affari. Qualcosa di enorme si sta articolando nei corridoi del Napoli. Una mossa impressionante che promette di trasformare il futuro del club e di accendere ancora di più la passione dei nostri tifosi. Cosa c'è in serbo? Restate con noi, perché questo è solo l'inizio di una vera e propria svolta. Giacomo Raspadori, pur essendo molto stimato in nazionale sotto la guida di Luciano Spalletti, ha faticato a trovare spazio al Napoli. Secondo Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport Asterisco, l'ex attaccante del Sassuolo ha rischiato di trasferirsi a Marsiglia in estate, quando il club francese ha fatto un'offerta molto seria al Napoli. Tuttavia, il club partenopeo ha rifiutato l'offerta, mantenendo Raspadori nella propria rosa. Roberto De Zerbi, l'allenatore che meglio ha saputo valorizzare le potenzialità dell'attaccante nel corso della sua carriera, vede in lui un centravanti di grande valore, e lo stesso giocatore si sente a suo agio in questo ruolo. Inoltre, è emersa un'altra notizia bomba legata al Napoli, il rinnovo di Kvicha Kvaratskhelia. Modugno ha rivelato che, nonostante non ci siano ancora colloqui programmati tra l'agente del georgiano e il club, il Paris Saint-Germain avrebbe offerto la cifra shock di 11 milioni di euro all'anno per il giocatore. Le cifre della trattativa si preannunciano alte e la richiesta di Kvaratskhelia di un compenso migliore è comprensibile, visto l'interesse di colossi come il PSG. Ora, tifosi del Napoli, vogliamo sapere cosa ne pensate. Raspadori avrebbe dovuto essere ceduto al Marsiglia. E per quanto riguarda Kvaratskhelia, il Napoli dovrebbe fare di tutto per trattenerlo, anche con l'offerta milionaria del PSG sul tavolo. Lasciate un commento qui sotto e partecipate a questa discussione sul futuro del nostro attacco e sui movimenti di mercato.